Ciao Battadini, oggi siamo a Venezia, a 2 passi dalla stazione di Santa Lucia e vi porto con me in un locale molto particolare. È una ispirazione americana, è un locale molto frequentato dai veneziani e nel weekend soprattutto anche dai turisti. Andiamo a vedere. Ciao! Ciao! Siamo all'interno di Atlet, come lo chiamano in gergo e come è conosciuto qua. Lui è Federico, è uno dei 2 titolari e adesso ci racconterà un po' com'è nata l'idea e cosa mangeremo oggi. Allora, noi abbiamo aperto 3 anni fa, in pieno Covid, durante il primo giorno di zona rossa, e che noi abbiamo preso la palla al balzo proprio perché erano aperti solo i takeaway. Noi proponiamo della carne affumicata appunto all'interno dei panini, variamo dalla salsiccia al pulled pork, alla costicina di manzo, alla costicina di maiale, e ovviamente noi affumichiamo il tutto nel nostro affumicatore, dove utilizziamo per la carne il legno di ciliegio e per le verdure il legno di faggio. Tutta la nostra idea è nata perché noi abbiamo iniziato inizialmente con il kebab, a proporlo ai nostri amici, ed è un kebab come nel vero senso della parola, che lo prepariamo noi, partiamo dalla coscia di pollo, la disossiamo, la apriamo a libro, la speziatura, e poi abbiamo inserito inoltre tutta la parte di American Barbecue, perché 6 anni fa sono stato in America per studiare inglese, ma invece lì ho anche imparato a fare barbecue, perché un pitmaster, cioè un maestro di barbecue, mi ha preso sotto la sua ala e mi ha insegnato tutto. Che quando viene vaporizzato sulla carne lascia uno smokering, che sarebbe proprio un anello attorno alla carne di un colore particolarmente rossastro. Figo. E è molto profumato, io l'ho voluto curiosare. Sarebbe da mangiare così, ma non si può perché è legno. A dicembre dell'anno scorso, quindi un paio di mesi fa, è venuto appunto, come si può leggere qui, il campione mondiale di barbecue 2022, e ci ha regalato tutti i nostri cappellini dopo aver assaggiato tutte le nostre preparazioni che facciamo al barbecue. Ci sono anche delle birre molto particolari che adesso ci racconterà direttamente lui. Allora, noi abbiamo appunto questa selezione che viene da un birrificio indipendente veneziano. Qua trovi questa che appunto è una Session IPA con il miele di Sant'Erasmo, e loro utilizzano questo particolare miele di Barena, dove appunto le api impollinano questi particolari fiori che crescono nelle barene. Poi inoltre appunto trovi la Dogale, che è una pils beverina e molto luppolata. Poi inoltre abbiamo un'altra IPA, però questa è un'IPA con un infuso di fiori, in particolare la violetta. E inoltre, per cambiare, per qualcosa di diverso dal solito che viene abbinato molto bene alle nostre carni grasse, offriamo questo è un sidro di mele con un infuso di bisco e dell'habanero. Adesso me lo assaggio questo. Io volevo dire una menzione speciale per le birre dedicate ai 1600 anni di Venezia, che dietro ognuna potete trovare il QR code che vi racconterà la storia del personaggio illustrato di fronte. Esatto. Allora, mentre degustavo la birra, mi sono chiesto, sappiamo tutti cos'è una barena? Mi sa di no. Bravo. La barena sarebbe un pezzo di terra immersa nella laguna, quindi è paludoso, è un po' paludoso. Ma non dire paludoso, A Capadosso col Deo. Chuck 2, cos'è una barena? Allora, la barena sarebbe un pezzo di terra immersa, fangoso, specialmente nella laguna. Un po' paludoso. Un po' paludoso, esatto, dove crescono questi determinati fiori che vengono impollinati dalle api. E che vengono messi sotto forma di miele, ovviamente, anche in questa birra. Esatto. Allora, sono venuto fuori perché sto aspettando il mio turno, visto che c'è una grande coda per assaggiare il mio panino e non vedo l'ora. Intanto bevo anche questo sidro di mele, sour cherry, molto buono. Si sposerà molto bene con la carne. Non riesco a resistere, assaggino.
Fa paura. È buonissimo, molto delicato, si sentono le spezie, non vedo l'ora di mangiarlo nel panino. Panino al pulled pork e panino al pastrami. Cosa assaggio? Pastrami che mi fa tanta voglia. Commenti a caldo? Lasciatemi mangiare perché è troppo buono. Dopo ve lo racconto. Ragazzi, questo panino al pulled pork è veramente saporito, gustosissimo e col crunchy che ci ha dato dalla griglia che è favoloso. Paura, mangio. Questo kebab e tutti questi panini hanno vinto per il terzo anno il premio di Gambero Rosso come street food e sono veramente buoni. Questo kebab di pollo è montato da loro insieme a cosce, petto, sovracosce. Tutte le parti del pollo sono montate da loro, speziate, insaporite e cotte e fanno davvero wow al palato. Ho queste polpettine appena fritte di zucca e salsiccia affumicata che non vedo l'ora di assaggiare. Vado. Polpettina con zucca e salsiccia affumicata che si sente un sacco sia dal profumo e è veramente buona, appena fritta, croccante, buonissima, ciao. L'idea divertente è come è nato il tutto. Una macchina per il kebab, comprata su AliExpress, tanti amici a casa e kebab ogni sabato sera, al posto della classica pizza, kebab e poi è nato tutto ciò. Mentre lui è all'opera io vi saluto, dall'Atlet è tutto, alla prossima. Ciao ragazzi, E a grazie. presto. Passate a trovarli perché merita davvero.